Siamo a Lagole, che è la località più antica del comune di Calalzo di Cadore, e siamo all'interno di un santuario venetico. Questo per 1000 anni, partendo da 2500 anni fa, è stato un santuario, un luogo termale, prima dei Veneti antichi, poi dei Celti e poi dei Romani, che sapevano fare 3-4 cose bene. Una di queste 3-4 cose era sicuramente sfruttare le terme. Le acque di Lagole sono famose fin dal V secolo a.C., quando in epoca venetico-celtica divennero un vero e proprio luogo di culto, testimoniato dal ritrovamento di oggetti rituali. Un ambiente che nei secoli è rimasto intatto. Non c'è attività antropica, l'uomo non ha variato il corso delle acque, le ha sfruttate in maniera assolutamente ecocompatibile, per cui oggi chi viene qui, scendendo magari dalla ciclabile da Cortina, si immerge nelle stesse acque, nella stessa modalità di come si immergevano gli antichi veneti 2500 anni fa. Diventate famose per essere così verdi da sembrar scavate nella roccia. Queste acque del Bellunese sono state usate sin dall'antichità per la più semplice delle balneoterapie, l'abluzione, che restituiva alla pelle del corpo una ritrovata giovinezza. Per raggiungere le sorgenti ancora oggi bisogna addentrarsi in un bosco vicino al lago di Calalzo. Suggestivo specchio artificiale racchiuso tra le creste dolomitiche delle Marmarole e l'imponente Monte Antelao. Qui siamo alle sorgenti, qui nasce tutto. Questa è una sorgente di acqua solfurea e questa è ferruginosa. Qui gli antichi veneti facevano il rito della rottura della simpola. Qui si faceva l'ex voto, qui si chiedeva la grazia o si facevano particolari voti alla dea Trumunsiati, che è la dea sanante, e qui si portavano anche le persone ferite o le persone che abbisognavano di cure, perché quest'acqua ha dei poteri assolutamente curativi. Ancora oggi tante persone, soprattutto chi è affetto da dermatiti o chi ha bisogno di cicatrizzare le ferite, viene e si immerge in queste acque. Non lo sa che si immergevano così gli antichi veneti guerrieri, famosi guerrieri veneti 2500 anni fa. Basterebbe anche solo questo per capire l'importanza di un luogo come questo, di un luogo che è rimasto assolutamente intatto rispetto a 2500 anni fa. Noi vogliamo continuare a mantenerlo così. Se qualcuno vorrà sfruttare le terme dovrà farlo portandosi l'acqua fuori, ma questo è un contesto assolutamente naturale che noi vorremmo preservare per dare alle generazioni future la stessa impressione che avevano le generazioni passate. In questo ambiente incontaminato, dove l'uomo in millenni non è mai intervenuto, è nascosto un piccolo angolo di paradiso. Questo è noto come il laghetto delle Tose. Qui la leggenda dice che venivano a bagnarsi le ragazze del paese di Sabassa, come si chiamava allora il paese, e questo laghetto le donava una eterna giovinezza ed eterna bellezza. C'è una leggenda bellissima che è quella di Bianca, la figlia del re del paese, che viene qui uccisa dalle famose Anguane, personaggi mitici delle Dolomiti, che sono donne con il cuore di capra che per gelosia uccidono le ragazze del paese. Il laghetto delle Tose, o delle Femenes, come viene chiamato in lingua ladina, è stato sempre frequentato dai valligiani. D'estate oasi rinfrescante per un bagno salutare, d'inverno utile lavatrice naturale per il bucato, dati il potere sbiancante e la temperatura costante dell'acqua. Oggi l'area è un invito alla scoperta del visitatore che vuole conoscere la storia. Sono stati allestiti un percorso naturalistico ed uno archeologico. La zona è da sempre meta di passeggiate e l'afflusso turistico durante soprattutto i mesi estivi è veramente grande. Per quello abbiamo deciso di costruirci due percorsi, uno archeologico ed uno fantastico, che spiegassero a tutti, visto che non possiamo avere un omino che spiega tutto a tutti, che spiegasse la sacralità di questo luogo, ma anche le tante leggende che popolano le Dolomiti. Pertanto, accanto ad un percorso archeologico, e qui si vedono le spade degli antichi guerrieri che lasciavano fuori da questo santuario per andare ad effettuare i riti della simpola oppure a curarsi le ferite nelle acque delle sorgenti, c'è un percorso fantastico. Quel percorso fantastico spiega tante delle
leggende come quella di Bianca che arricchiscono le Dolomiti e che fanno di questo territorio un territorio assolutamente particolare e che è doveroso valorizzare. Queste preziose acque scendono dall'Antelao e affiorano dopo un lungo tragitto sotterraneo a 10,7 gradi. Sono acque bicarbonato solfato alcalino terrose, davvero ricche di minerali. Ben si adattano all'utilizzo terapeutico come bevanda, ma anche per cure inalatorie, bagni e fanghi. Una risorsa curativa naturale sfruttata però solo in tempi recenti. Un primo approccio terapeutico, molto pionieristico, è documentato nell'Ottocento. È solo dalla seconda metà del Novecento che si utilizzano queste acque in modo scientifico, quando è stato inaugurato un centro termale specializzato.